Luigi Mula, oggi secondo corso di aggiornamento professionale per i giornalisti con un tema di grandissima attualità. Sì, dopo il corso che abbiamo fatto qualche settimana fa al Teatro Pirandello sulla figura di Ezio Del Rico, questo grande scrittore di origine agrigentine, si riparte con un altro corso in presenza qui nell'aula consiliare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per parlare di fake news, guerra, il caso Buccia. Ne parleremo con degli ospiti illustri, due sono dei cari colleghi giornalisti come Francesco Pira, che è uno dei un sociologo tra i maggiori conoscitori del tema delle fake news a livello nazionale, ma anche con Mauro Indelicato, che è un esperto di geopolitica, ma soprattutto oggi avremo ospite il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Stinco, che ci parlerà del giornalismo embedded, cioè di quel giornalismo, di quei giornalisti che sono incorporati nelle unità operative militari e che operano appunto in territori di guerra. Oggi la provincia mette a disposizione i suoi locali per un interessante corso di aggiornamento su argomenti di grandissima attualità, una provincia che si mostra sempre disponibile al passo coi tempi. Beh, insomma, i giornalisti sono una parte importante della nostra società, direi che costruiscono la società e qualche volta possono anche distruggerla, quindi il minimo che potessimo fare è ospitarli e avere rapporti con loro. La stampa, come per il pubblico, questa è casa del pubblico, della stampa in primo luogo naturalmente. Un'altra domanda che andrà fuori questo servizio successivamente, ecco, lei da poco si è insediato alla provincia regionale di Agrigento, con quali obiettivi e con quali scopi anche? È complicato avere obiettivi quando si hanno tempi stretti di permanenza, tuttavia io agisco come se dovessi starci per tanto tempo, mi faccio dei progetti perché ho una visione della provincia e spero che chi verrà dopo di me vorrà mantenerli. L'ambizione principale è di risolvere alcuni problemi di edilizia scolastica, che ce n'è bisogno. Secondo luogo intervenire sulla viabilità provinciale e su quello abbiamo fatto passi grandi, come anche per la scuola ci stiamo muovendo. Speriamo, anzi sono convinto che risolveremo le criticità di maggiore dolore, diciamo così, e avvieremo un anno scolastico migliore, arrivando a scuola con strade meno disastrate. Mauro Indelicato, un collega che oggi sarà anche relatore di questo confronto con i tuoi colleghi su tematiche che tu segui spesso e di grande attualità. Sì, diciamo che oggi la guerra in qualche modo sta monopolizzando un po' l'attenzione e quindi anche il lavoro, anche a livello locale, anche diciamo se siete a Agrigento però si segue attentamente quello che avviene ed è importante seguirlo con molta attenzione perché in una guerra c'è sempre chi ha l'interesse a dire la propria di verità e quindi la verità oggettiva è ciò che è più raro, è l'elemento più difficile da trovare nel racconto di una guerra. La propaganda è la fata padrona, quindi è molto importante andare a cercare la verità e andare soprattutto a togliere dalle verità che vengono presentate come tali quei rivoli di propaganda che spesso appunto mistificano un po' quello che avviene sul campo. Ci troviamo di fronte a una guerra molto particolare dove le fake news sono diventati un'arma di distruzione vera, dove i social network sono parte integrante di questo conflitto perché trasmettono una narrazione parallela. Allo stesso tempo però ci troviamo anche in una condizione sociale davvero difficile perché anche dal punto di vista economico questa guerra sta creando problemi di tutti i tipi, quindi non sarà soltanto un conflitto che riguarda degli stati ma riguarderà tutto il mondo, proprio anche per tutto quello che sta accadendo dal punto di vista economico. Speriamo bene e speriamo soprattutto che ancora una volta, come è accaduto in passato, i giornalisti faranno la loro parte. Comandante Stinco, oggi da lei darà il suo contributo importante con i colleghi giornalisti, insomma è un fatto sicuramente interessante. Sì, parleremo di giornalismo embedded, cioè
di coloro i quali seguono, dei colleghi della stampa che seguono sul campo, sul terreno le truppe. È un momento anche di riflessione su quello che è il tema importantissimo delle fake news che in questi tempi stanno determinando la scena internazionale, lo stiamo vedendo in Ucraina così come in Russia. La stampa è un fattore di riferimento, la libertà di stampa, la democrazia sono dei riferimenti importanti per la nostra società che quando vengono a mancare chiaramente determinano poi un collasso complessivo di tutto quello che è la morale proprio della società che ci ospita.